Buonasera a tutti e grazie per essere qui per questo giorno speciale, un compleanno, possiamo dirlo più ufficialmente un genetriaco, lo annunciamo semplicemente perché il giorno del proprio anniversario è l'8 febbraio e oggi, 1 febbraio, siamo ospiti di questo bellissimo palazzo rinnovato dalla Fondazione Friuli e ho visto prima il direttore, porto i saluti anche il presidente della Fondazione Giuseppe Morandini e è un grande piacere che do inizio a questo incontro e ringraziando in particolare brevemente anche alcuni dei presenti che riconosco a partire da Paola Ghendin, medagliatore della Resistenza, che anche ha portato lo stemma e ci fa molto piacere. Poi abbiamo il vicepresidente generale del Club Alpino Italiano, Mario Bellizzon, e il rettore dell'Università di Udine, Umberto. Abbiamo il consigliere nazionale, ho citato Mauro Gatti, l'assessore in rappresentanza del Comune di Udine, Federico Pirone, delegato dal sindaco, ma anche venuto personalmente perché segue le nostre attività culturali, lo ringrazio e diciamo che poi se vorrà dire qualcosa anche il Presidente. Poi abbiamo Penedo, l'onorevole Penedo, l'onorevole Marcello Manzoni, abbiamo una serie di Fabio Tremonti, l'onorevole Tremonti, il Presidente dei Cari del Mezzo, l'accademico Roberto Simonetti, abbiamo l'Istituto, abbiamo il past president Giuseppe Tacoli, siete in tanti, quindi un po' mi sto elencando, ma anche tanti rappresentanti delle istituzioni, del CAI, delle varie sezioni e quindi insomma faccio un po' fatica, ma poi eventualmente chiederò al vicepresidente Scalettaris di aiutarmi in questi saluti. Allora ricordiamo che la Società Alpina Friulana ha 150 anni ed è una delle poche sezioni del Club Alpino Italiano a cui è stato concesso di mantenere il suo nome. A volte si fa confusione, no? Chi non conosce il CAI o la Società Alpina, perché è la stessa cosa, è la sezione del CAI di Udine. Però questo è proprio per il prestigio, per le vicende della sua lunga vita e tradizione. Si diceva l'Alpina per abbreviare, no? Non ricordo come si fa l'Alpina. A casa si diceva l'Alpina tempo fa, no? Perché era l'unica, no? Era la prima istituzione scientifica nata a Udine e ieri come oggi, e lo sapete, si dedica alla conoscenza della montagna e dell'ambiente. Abbiamo progettato, la SAP ha progettato una serie di eventi significativi che vi illustreremo, che percorrono la storia e l'evoluzione della montagna friulana dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi, ma anche la sua vita, testimonia anche la vicinanza col comune di Udine, profondamente intrecciata alla città, come sentiremo. Oggi, 1 febbraio, è anche la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Per cui è doveroso rivolgere un pensiero anche ai tempi che stiamo vivendo, che noi in Alpina ci sentiamo coinvolti, perché l'Alpina proprio nasce per una questione anche di terre riconquistate all'Italia e conquistate dall'Italia nel 1866 proprio con questi obiettivi. Grazie ancora alla Fondazione perché anche ci sostiene per le attività culturali e poi ascolteremo anche l'immagine, il logo, lo vedete, è qui. Prima di passare la parola al vicepresidente della SAP Aldo Scalettaris, ho lettura di alcuni messaggi inviati al presidente Enrico Presidelli, che purtroppo non è presente, e che è il primo artefice dell'ideazione e promozione degli eventi per il 150. Allora abbiamo un messaggio del sindaco di Udine,
Sport e Saluti, abbiamo l'assessore allo sport e impianti sportivi Chiara Lazzanti che saluti e assicura la presenza domani al debutto della rassegna del film dei protagonisti della montagna, il vicepresidente assessore alla cultura e allo sport Mario Anzi, anche ci fa gli auguri, presidente del Consiglio regionale Bordin, la Fondazione Angelini che ha mandato una lettera importante del Centro Studi sulla Montagna, la nostra fondazione intitolata Giovanni Angelini, la socia della stampa, si complimenta con lei, Fighelli, per l'importante traguardo raggiunto per le numerose qualificate iniziative programmate per il 150° anniversario della gloriosa società alpina friulana. Non potremo essere presenti alla cerimonia, ma lo saremo con cuore. Questo è tutta la presidenza della direzione. Bene, quindi ringrazio ancora tutti voi e do la parola alla vicepresidente Angela Scaletti. Bene, ringrazio. Sì, ecco, io adesso sto per partire con una ed è quella relativa alla scomparsa nei giorni passati di Vittorino Bacchi. Vittorino Bacchi era una specie di istituzione come segretario della immagino che molti abbiano avuto modo di conoscere gentilezza, disponibilità e in qualche modo impersonificava la Alpina di Pesaro. Quindi è con un grosso piacere che mi comunico della carica alcuni giorni fa perché il funerale è stato ecco, quindi inviterei un momento di considerazione purtroppo manca, non ci sente poco. Sì. Ecco, detta questa notizia, come dico, poco lieta, anzi per nulla, la ringrazio appunto Alessandra dell'introduzione fatta e quello che ho cercato di fare era in sostanza di immedesimarmi nella posizione del Presidente. E devo dire che tra l'altro mi dispiace moltissimo che non sia qui presente perché questo peraltro consente forse di esprimere nei suoi confronti un apprezzamento, uno spirito di riconoscenza da parte dei soci che è difficile in presenza esternare o comunicare, quindi è più facile ricordare adesso in attesa di vederlo più presto. Dicevo immedesimarmi e quindi che cosa è successo? È successo che ho letto con crescente interesse quanto aveva lasciato scritto o ha lasciato scritto, per questo aveva preparato per questa occasione lo stesso Enrico Pesighelli, di cui io tra l'altro, proprio perché mi sembra che esprima in pieno quello che era il suo spirito e quello che era le prospettive anche per la società alpina friulana, darei lettura proprio perché si tratta di una comunicazione con cui viene informati i soci dell'attività con cui sarebbe stata celebrata questa ricorrenza del tutto particolare. Per cui io darei lettura proprio di quello che lo stesso Enrico Pesighelli aveva preparato e che avrebbe sicuramente raccontato in occasione della riunione in cui ci troviamo tutti coinvolti. Carissimi soci e amici, scrive quindi Enrico Pesighelli, vi scrivo per un evento importante, la società alpina friulana compie 150 anni. L'8 febbraio 1874 un gruppo di appassionati delle montagne fondò a Tolmezzo la prima sezione del Carrapino italiano. 5 anni dopo la sezione citatoria a Udine diventò società alpina friulana, rendendosi indipendente dal CAI. Riuniva i maggiori studiosi delle Alpi, i precursori dei moderni studi geografici, geologici e naturalistici.
Pensate che è stata la prima istituzione scientifica pugliese. Presenteremo gli eventi per il 150° giovedì 1 febbraio, adesso alle 17:30 alla Fondazione Friuli, siete tutti invitati, in effetti vedo con piacere che l'uditorio è numeroso. Soprattutto, diceva Brisighelli, vi aspetto il giorno dopo, venerdì 2 febbraio, per il debutto della 39ª rassegna del film dei protagonisti della montagna, che quest'anno abbiamo voluto dedicare a storie bellissime di riscatto e di coraggio, di lotta per i diritti e per le pari opportunità. Avremo Sandro Neri, maestro di arrampicata sportiva, 2 ore ai mondiali paralimpici, allenatore e istruttore dell'inclusione e la sua cifra. Le disabilità non sono un handicap, semmai un punto di forza. Sandro dialogherà con Stefano Grilli, fortissimo grande udinese, nonché architetto di fama internazionale, e da professionista ha dato avvio al progetto, su incarico del Comune di Udine, della palestra di arrampicata indoor di livello olimpico, che sorgerà vicino alla nostra sede e che servirà non solo a chi pratica per diletto, ma anche a chi deve allenarsi per funzioni di protezione civile e terapeutiche. Finalmente la aspettiamo da 30 anni. In effetti questa è una specie di corsa che ha caratterizzato proprio gli ultimi decenni della società finlandese, e cioè non ci sono nuove. Aspetto poi, dice invece Enrico, con vero piacere ed emozione la serata del 16 febbraio, quando avremo per la prima volta a Udine la grandissima Lola del Negro che racconterà la traversata della Patagonia in Valle l'anno scorso e la salita della via Zodiac nel parco di Yosemite, in California, in dialogo con il nostro istruttore della Corsa Finita, Alberto Pontesotto. Lei è una vera Wonder Woman, con un cuore e una forza unici. Chiuderemo con una serata speciale dedicata alle donne. Ascolteremo la testimonianza di Caterina De Boni, pastora transhumante, in Friuli, musicista e scrittrice, e poi guarderemo un film straordinario in questo mondo, premiato in molti festival come miglior documentario. Il parco delle Prealpi Giulia offrirà una degustazione con i produttori della riserva di Biosfera UNESCO e sarà l'occasione per brindare ai nostri meravigliosi primi 150 anni. Vi aspetto dunque, scriveva e concludeva Enrico, il 1 febbraio alla Fondazione Friuli, se vi farà piacere, per ascoltare una breve storia della Sciarpa e del futuro che ci attende, e ricevere una copia della nostra rivista annuale in alto. La presentazione alla città sarà il momento in cui sarà reso pubblico il nuovo logo del 150° della Sciarpa, creato dallo studio di Udine. Saranno annunciati partner delle iniziative i programmi di quest'anno come il progetto Boschi e Alberi, memoria del passato e del futuro, del comitato scientifico e una montagna di cultura. Grazie a tutti, concludeva Enrico, voi, cari soci e amici, alla sottosezione di Artegna Palmanova per l'anno Prato del 2300. Insieme siamo fortissimi, nonostante la nostra veneranda età, e abbiamo ancora tante cose da dire e fare per la nostra montagna. Enrico Brisighelli, presidente della società. Questo era quanto scriveva Enrico e mi pare che proprio riproduca perfettamente lo spirito che anche anima la società friulana e, devo dire, l'attività sempre più intensa che caratterizza la società friulana. Di questo devo ringraziare Enrico sicuramente, perché con la sua gestione, che ovviamente risente o beneficia meglio anche della gestione di coloro che l'hanno preceduto, vi è un progressivo aumento anche come consistenza dei soci, come numero appunto dei soci, e un problema che forse rimane ma che non caratterizza solamente la realtà della società friulana, è quella non solo di vedere aumentare i soci, ma vedere aumentare possibile la disponibilità dei soci, cioè l'importante obiettivo dovrebbe essere quello non solo di avere un numero elevato, ma di avere
il numero di persone che si droghi e che agiscano l'interesse della società naturale. Dicevo comunque che è una realtà che è molto viva e vivace, lo credo anche grazie alla disponibilità della sede, che a me è sempre sembrata come dicevo che uno degli elementi forse che propiziano l'attività della società naturale è determinato anche, legato anche alla sede che io almeno fin da quando l'ho vista stupenda, soprattutto se affrontata situazioni precedenti meno brillanti e un po' più diciamo arrangiate. Ecco, c'è il programma che immagino sia in distribuzione dell'attività che svolta dalla società pinatulana, che potrà essere di chiunque ritirato e che caratterizza appunto questa attività molto florida e molto intensa di tutte le componenti, di tutte le commissioni che operano all'interno della società. Ecco, io altro spero di avere semplicemente in qualche modo richiamato ciò che avrebbe l'amico Presidente detto se fosse stato più presente. Grazie. Allora passo senza indugio la parola a Umberto Sello per la parte storica, dopo che il vicepresidente ha parlato del presente. Allora, spero di non stroncarvi, perché chiaramente la storia è, sono date, nomi e tutto. Cercherò di riassumere in quei 10 minuti che mi ha dato l'Alessandra, più o meno, la storia di 150 anni. Non sarà facile, però ci tengo. Almeno vi stimolo a magari leggere qualcosa che è stato sicuramente già scritto e frequentare sicuramente le cose che faremo quest'anno. Quindi la previsione la farà dopo Alessandra, un po' il programma dei 150 anni. Come diciamo un po' di storia. 150 anni sono sicuramente, intanto dobbiamo dividere almeno in 3 momenti diversi, 3 ere diverse. I primi 50 anni non è la società alpina friulana, è la società alpina Marinelli. Pensate solo, 52 anni di presidenza tra Giovanni e Olinto Marinelli, e sono morti uno a 54 e uno a 52. Quindi era una elite, non era una società di alpinismo, ma bensì di studio del territorio. Quindi molto diverso da quello che noi vediamo oggi. Poi avremo il secondo periodo, che è quello del rientro del CAI, che dopo vedremo perché esce dal CAI e rientra nel CAI del 29 per una legge del ventennio, e nascerà un altro tipo di andare in montagna. Cominceremo a vedere i campeggi, i corsi, l'escursionismo, le gite, quindi l'inquadramento in un periodo ben definito, quasi un braccio operativo dell'Opera Nazionale Dopolavoro. Però avremo anche il periodo più romantico dell'alpinismo. Abbiamo i grandi nomi degli anni 30, no? Gilberti, avremo Solavito. Solavito non è solo negli anni 30, arriva agli anni 80, no? Dopo. Fino all'era Spezzotti, ecco, diciamo la parte romantica, alpinista, poeta, quindi c'è questa duplice veste. C'è l'alpinismo militare legato all'alpina,
dimentichiamo che molti ufficiali degli alpini erano anche dell'Alpina. Basti citare, il famoso generale Cantore era socio dell'Alpina, ecco, quindi tanto per dare l'idea. Andiamo avanti, per piccoli passi. Alessandro, credo tirami la giacca con i tempi. Qui vediamo il perché siamo qui. Ecco, questa qua forse è il primo documento che parla del CAI Friuli Venezia Giulia. Questa è la tessera del 1874, per questo. È molto particolare, chiaramente è sezione di Tolmezzo, con allegato un regolamento che già divide i compiti della sezione di Tolmezzo e il gabinetto di lettura che era a Udine e una tipo sottosezione a Udine, quindi c'era questa suddivisione. E proprio l'8 febbraio, è un giornale di Udine, l'articolo dice: ebbe luogo la prima adunanza generale dei soci, no? Di questa sezione, ed esse avvennero all'unanimità, votanti 20, prese le seguenti deliberazioni. Nomina presidente della sezione stessa il professor Torquato Taramelli. Una piccola regressione: chi era Taramelli? Facciamo allora un salto ancora un po' più indietro. Le truppe italiane entrano a Udine nel 26 luglio 1866. Il governo di Montesi, no? Manda un illuminato ma forte commissario governativo, che è Quintino Sella. Quintino Sella è uno dei fondatori nel 1863 del CAI, il Club Alpino Italiano. Quindi la prima cosa che fa, a parte istituire quello che possiamo oggi considerare la piccola università, che è l'istituto che poi prenderà l'istituto tecnico che prenderà il nome di Zanon, e chiama i maggiori esponenti delle varie materie a insegnare. Quindi Torquato Taramelli, geologo di Pavia, viene chiamato e purtroppo rimane ben poco perché rientra all'insegnamento a Pavia, chiama Marinelli e si forma questo nucleo che è l'embrione della società, diciamo, geografica friulana, che dopo, con lo spostamento di Marinelli a Firenze, diventerà qualcosa di più nazionale. Quindi qua vediamo la foto, un ritratto di Taramelli e appunto la prima tessera del CAI friulana. Però Marinelli, come ho detto, era anche un po' despota, se possiamo dire. Parliamo di Giovanni, in questo caso padre. Non accetta, allora all'inizio 2/3 erano di Tolmezzo e 1/3 di Udine. Già con i primi anni questa proporzione cambia, quindi dice: ci spostiamo a Udine, 1879, e anche dopo vi spiego anche l'81, quello lì della bandiera, ma un momentino. Nel 1880 riesce a ottenere dal CAI centrale la possibilità di costituire una società alpina friulana, sezione friulana, ma ci sono delle frasi che non possiamo dire davanti al Presidente, se non si cazza fuori. Marinelli non sopporta le imposizioni da Torino, no? E quindi dice: usciamo, all'unanimità si esce. 1881 nasce la società alpina friulana a Udine. E qui vediamo la data, appunto, e la bandiera, che è quella lì, porta 2 date che vedremo la seconda, che è molto più impegnativa per noi anche. Come ho detto, arriviamo all'era Marinelli. Ecco, guardate le date: Giovanni 1846-1900, Olinto 1874, 150 anni fa,
1926. Sono presidenti dal 1875 al 1926. Quindi lì non si muoveva foglia senza il loro permesso. E abbiamo sicuramente in quel periodo tutta lo studio delle prime esplorazioni scientifiche delle montagne. Abbiamo le misurazioni, abbiamo le prime descrizioni geologiche, geografiche e tutto. Morto Marinelli, abbiamo un momento di particolare storia. Si comincia a pensare a dover decidere se rientrare nel CAI o sciogliersi. C'è un bellissimo carteggio che l'avete studiato e ci sono tutte le opinioni, uno diversa, uno giammai, sarebbe meglio, si deve. Non vi dico chi sono i tre, perché no, va bene. Passiamo a questo periodo. Abbiamo due personaggi che, ecco la politica che entra col primo, che è Pier Silverio Lai, senatore del Regno, un membro chiaramente del partito, tutto, e il secondo è Enrico Deso, che molti conoscono, no? In questa bellissima foto con Compagnoni e TNC, e questo è il periodo che ci permette di costituire il nostro patrimonio attuale. Ecco, in quel periodo lì di Desio vengono acquistati o costruiti i rifugi che noi abbiamo oggi, quindi il Divisione Iulia, il Gilberti, il Libertà dopo, il terreno del Marinelli e il costruito. Quindi noi possiamo gestire questo patrimonio proprio per quel periodo. Diciamo con la fine della seconda guerra mondiale la società un po' allo sbando, viene nominato un commissario che è Antonio Feruglio, chi non ha letto la storia può leggere nella bellissima biografia di Giovanni Duranti, e c'è un passaggio di Michele Cortani che però essendo occupato anche nella Costituente chiaramente non può seguire. Passiamo poi al periodo, come dicevo, romantico con Giovanni Battista Pitta Spezzotti, che è l'autore della Bibbia della storia dell'alpinismo, che è la storia dell'alpinismo in Friuli, la Società Alpina Friulana, edita nel 63. Attività editoriale che sicuramente tra il 1875 è sempre stata molto curata, dal 1875, se lo trovo, sto più dietro, viene edito un periodico della Peralta Canino, dal 1890 esce in alto, prima come cronaca della società e poi come rivista che con brevi interruzioni continua fino a oggi. Ma la conoscenza del territorio ci porta... Un secondo, se lasciamo questa, volevo dire che quella bellissima testata è di un tipografo anonimo, poi ne parleremo, e la tipografia è Doretti, di un grafico anonimo, di un artista grafico. La tipografia Doretti, quel meraviglioso, una testata in alto storica. Ecco, quindi cosa fa l'Alpina? Comincia a studiare e mette in pratica tutto quello che, pubblicando la serie delle guide del Friuli, che sono dei gioiellini, e parte proprio dalla illustrazione del comune di Udine. Forse è una delle più complete guide di Udine, con allegato uno stupendo profilo delle Alpi del castello, e sono 7 volumi e arriviamo poi anche a dire cos'è un po' il patrimonio dell'Alpina.
Quindi qua abbiamo la parte tutoriale e qui cominciamo con i primi rifugi, chiaramente sono molto spartani. Questo è il dono del conte Giacomo di Brazzà, fratello di Pietro di Brazzà, che abita per 3 mesi in quella baracca lì sotto il Pilapez e compie tutto lo studio della baraccolana facendo uno stupendo rilievo e delle bellissime fotografie. E qui lo vediamo l'unica fotografia che lo rappresenta in veste, diciamo, da alpinista. Nel 1836 cominciamo a costruire le prime opere autonome. Questo è il ricovero Canin e vedete subito cosa voleva dire anche. Guardate solo l'abbigliamento degli alpinisti. Guardate che ci sono i 2 marinelli in prima fila e tutto, c'è il cuoco col cappello, c'è una bellissima cronaca che vi stimolerei a leggere perché c'è anche il menù. E poi nel 1901 muore, appunto nel Novecento muore Marinelli e viene inaugurato l'attuale rifugio Marinelli, che adesso porta il nome di Giovanni Gaulinto. E qui abbiamo una bellissima, è la prima pagina dell'inaugurazione del rifugio nel 1901 con tutte le firme che seguono, compresi i cubi, la squadra volante dell'Alpina delle Giulie, quindi sono tutte. Poi arriviamo al ricovero Nevea, che dal 1887 al 1909 era in legno, nel 1909 viene fatto il primo fabbricato in muratura, poi arriviamo a, diciamo, non è la prima vittima, è la seconda, perché il primo era De Gasperi, Giuseppe De Gasperi che muore su Civetta, Celso Gilberti che muore a 23 anni e con una colletta il re regala i famosi 5.000 metri del Canin all'Alpina per costruire e viene costruito il primo rifugio in muratura, anche diciamo di prima linea, no? Dopo chiaramente è ricominciato nel 45, rifatto nel 50, tutte le evoluzioni. La SAF però ha anche dei colpi piuttosto notevoli, no? Scoppia la guerra, Poretto, la sede viene spostata a Firenze, dove addirittura viene continua ad essere editata anche la rivista, tutto. Chiaramente va a Firenze perché lui insegna a Firenze. Una parte dei soci più attivi ci rimane anche perché questo qua per esempio è una pergamena importante con tutti i morti in guerra, vedete dei nomi che sono piuttosto anche noti e tutto. Cosa ci rimane oggi della storia dell'Alpina? Ecco, grazie alla cooperativa Cornelio, che è rappresentata da Paolo Sacco dietro, che ha fatto il primo inventario dell'archivio, abbiamo dato quasi tutto il patrimonio incomodato a enti pubblici, inizialmente all'università e al comune. Abbiamo 7.000 monografie, 5.000 fascicoli, 2.700 carte geografiche, il concesso incomodato all'università, la fototeca con 2.400 foto di montagna e di paesaggio dell'Ottocento al Museo della Fotografia e Civici Musei. L'archivio storico è stato recentemente riordinato a circa 650 unità archivistiche. Vi faccio solo per capire l'importanza specialmente del fondo fotografico, che sarà una delle cose che esporremo quest'anno assieme ai Civici Musei. Guardavo l'assessore che mi ha fatto così, va bene, quindi è una conferma. Ecco, qua per esempio abbiamo una serie di foto stupende secondo me, qua abbiamo una visione di Gemona, abbiamo per esempio l'inaugurazione del museo del ricovero del rifugio Venezia, sì.
Poi abbiamo delle visioni di Udine che sono utilizzate da tutte le pubblicazioni che vengono fatte storiche e usano il nostro materiale. Abbiamo il Palazzo della Provincia, o ex provincia, una visione di Via Manin molto particolare. Abbiamo le foto, per esempio, del grande incendio della Loggia del Riolello del 1876 e abbiamo anche determinate cose, per esempio raccolte di articoli, libri di rifugi e tutto. Corrispondenze importanti, per esempio qua c'è Julius Cucchi e una serie di cimeli che sono in sede. Giusto tra immagini, questo è un concorso per Nevea, questo è un regalo dell'Alpina delle Giulie ai confratelli di Udine ed è del 1912, è un plastico del Civetta. E poi continuiamo alla raccolta di tutto il materiale possibile e immaginabile che riparla della nostra storia e, come ad esempio, questi sono gli ultimi ritrovamenti. Una è un pezzo del 90, è il regalo della Società Alpina Friulana al redattore della Guida di Udine, Giuseppe Azzoni con una Fons, e la medaglia del K2 offerta a Florianini ed Desio dalla provincia di Udine. Ecco, quindi io mi avevo guardato male e a questo punto smetto. Ecco, quindi, diciamo, ho cercato di darvi un po' di... Avete capito che potremmo andare avanti per ore e potremmo fare potremmo fare una serie, un ciclo, con Sello e anche altri storici e iconografia eccetera, ma passiamo, perché abbiamo ancora qualche intervento, passiamo alle immagini. Vi abbiamo detto che vi presentiamo il logo lo avete visto, eccolo lì, eccolo qua, 150 con l'aquila. Eccolo, vedete? Sì, è un po', insomma, abbiamo già un bellissimo, no, logo e stemma che abbiamo rinnovato di recente e ne parliamo appunto dell'immagine alpina. Avete visto molte immagini ora mostrate da Sello, questa selezione. Ecco l'immagine dell'alpina. Giovanna Dorì, da illustratrice, da grafica, attenta, che ha studiato anche la nostra iconografia recentemente, la nostra storia per immagini, ma che effetto fa? Che immagini sono queste? Come nasce questa immagine dell'Alpina e come si trasforma? Allora, prima di tutto abbiamo la didascalia, certo che ve la dico, l'abbiamo tenuta, diciamo, nascosta nell'invito perché sembrasse più universale, ma è una foto di Antonio Kramme, scattata il 23 dicembre 1900 e è la cima dello Jaloves, che nella didascalia si chiama Jalouk, e abbiamo, lo conoscete, al centro Antonio Cubi, quindi un omaggio anche a tutto il CAI, anche Julius Cubi, scusate, Antonio Kramer è fotografo, Julius Cubi, ed è l'archivio dell'Alpina, questa bellissima foto, quindi sicuramente. Ecco, è proprio perché la ricchezza del patrimonio che l'Alpina ha come immagini è proprio una ricchezza incredibile, no? E siamo andati a ricercare quello, cioè, in realtà è un pozzo senza fondo. Prima Stello ha detto questo è un plastico, no? L'Occidente, mi ricordo di cose, esatto, l'Occidente è un plastico, però è un pezzo di marmo. Legno, vabbè, fa finta di essere marmo, comunque pesante. In ogni caso ci sono queste ricchezze e abbiamo trovato, perché chiaramente in questo caso il lavoro di uno studio che cerca di fare un logo è quello di togliere, no? La ricchezza dei loghi originali, anche se lo possiamo vedere adesso,
la curiosità, diciamo così, di questi loghi fanno capire che certamente dal primo, così, e anche dai vari pasticci, chiamiamoli così, che sono stati fatti dopo, il logo non è un logo vero e proprio, nasce, diciamo così, con il ricordo dell'araldica. L'araldica aveva un dono che era quello di essere semplicissima, metteva pochissimi elementi, no? E invece qui siamo nell'Ottocento e l'Ottocento, allora, a parte il fatto che questo diciamo così, bozza di logo è stato, si citano dei presunti autori, uno è Giovanni Mansutti, oppure dovrebbe esserci Giovanni Del Fuoco. Allora, senz'altro tutti quelli che lavoravano come geologi, come cartografi, eccetera, una dimestichezza col disegno ce l'avevano, certamente. E certamente questo qua, penso, si sia svolto in questo modo, certamente hanno apprezzato questa cosa. Poi il lavoro vero e proprio lo ha fatto la tipografia, o meglio, la litografia. E c'erano queste persone anonime che facevano dei disegni, diciamo pure su dettatura, perché alla fine ci sono tanti di quegli elementi che fanno sorridere, no? Perché c'è la borraccia e c'è la corda e cioè, in realtà gli elementi fondamentali di questo logo sono due. Uno è l'aquila, perché è un animale nobile, è un animale che appunto parla della montagna, e l'altro è la stella alpina. Questi due simboli, alla fine, praticamente sono l'aquila, che è il simbolo di potenza e prosperità, no? Ma cosa fanno? Ci mettono anche una corona sopra, per dire, attenzione, è anche molto nobile, no? Per cui mettiamoci la corona, diamogli un valore aggiunto. Dopodiché la stella alpina, che è il fiore che appunto sopravvive a condizioni meteorologiche difficili e rappresenta il coraggio, la tenacia, no? Tutto il resto è anche delle cose che Umberto Sello stesso mi disse a suo tempo: adesso non potresti utilizzare quella forza lì, non potresti utilizzare quel tipo di corda lì, no? Per cui tutto il resto sono così delle dettature, no? Fatte al litografo si dice, ecco, non mettiamo anche questo, bisogna capire questo, quest'altro e quell'altro. Lavorando sul contemporaneo, la cosa che si deve fare è molte cose, no? Faccio notare un'altra cosa, che in certi casi il logo, lo sfondo dello stemma era rigato. E allora riprendeva che cosa? Riprendeva dei codici della araldica tradizionale, vale a dire, le righe orizzontali sono al centro, no? Solo che il primo logo era certamente bianco e nero e basta, cioè un unico colore, cioè era un alito che faceva vedere tutto il simbolo. Allora, come dico, i segni rigati orizzontali nell'araldica vuol dire, c'è un metodo, si chiama pietra santa, che è dal 1637, che ci sono quei codici come se fossero, come posso dire, c'è un manuale per spiegare quali sono i colori, quali sono le forze, quali sono le potenze, eccetera. Il puntinato faceva capire che il nastro doveva essere d'oro, mentre tutte le cose che erano le zone bianche dovevano essere d'argento, no? O meglio metallo. Allora è affascinante vedere, oltretutto, ho visto anche in una testata di un
un piccolo filmato, come ha fatto vedere Umberto Sello, meraviglioso, no? E c'era addirittura un'aquila che ricorda più quella del CAI, però aveva delle simbologie, come posso dire, del ventennio, ed era una modernità. Esatto, ed era una modernità però, cioè in quel caso lì erano andati a semplificare in un certo senso ed era una modernità. Allora quello che dico, adesso c'è poco da fare su questo, c'è solo da togliere, per l'appunto, e invece lasciar parlare le immagini, perché c'è una ricchezza di immagini straordinaria. E allora questo 150 tagliato non è nient'altro, che si parla solo di 150esimo, ma in realtà il nuovo logo della SAP è una semplificazione di quello che era il vecchio logo. L'aquila è diventata più gentile, chiaramente non serve mettere la corona, ok, anche la stessa stella alpina è diventata più dolce e ha preso forza, diciamo così, il nome SAF, no? Da qui in poi, come dico, devono parlare tanto le immagini, deve parlare molto l'archivio, che è veramente importante. Giovanna, ti ringrazio. Grazie, e da quello che abbiamo visto anche si individua molto bene l'evoluzione culturale anche guardando le foto, ma insomma quando poi insieme anche al comune e auspicabilmente all'università, saluto anche il professor Mauro Pascolini, geografo, dal pubblico, stiamo pensando anche a mostrare queste immagini, per cui in un'esposizione, ma questa sarà una cosa che annunceremo più avanti. Comunque io adesso passo la parola a Marco Cabai, presidente del comitato scientifico della Società Alpina Friulana, che riprende l'origine della SAF, dell'Alpina, l'Alpina che nasce come società scientifica e di ricerca, di misurazione delle montagne, di mappe e di scoperta, anche naturalisti, eccetera. E gli operatori naturalistico-culturali sono proprio il primo passaggio, l'anello, il punto di collegamento tra la cultura e l'attività istituzionale, quindi di scoperta dei monti, ecco. E grazie, ringraziamo l'assessore che l'ho citato e diciamo che ci saluta e ci fa piacere che sia dal pubblico, pensavo volesse. E allora Marco Cabai, a te la parola. Buonasera a tutti. È un piacere vedere così tante persone e così tanti amici, così legati alla società alpina friulana e alla sua storia. Sono onorato di parlare di un pezzo della storia della società alpina friulana, perché da essa, dalle origini, nasce anche il comitato scientifico della società alpina friulana. Nasce in verità con questo comitato scientifico sulla base dell'articolo 1 del Club Alpino Italiano, che si dichiara che lo scopo del sodalizio del Club Alpino Italiano è, oltre all'alpinismo, quindi alla frequentazione della montagna in ogni sua manifestazione, lo scopo è la conoscenza e lo studio delle montagne. La conoscenza e lo studio delle montagne. Abbiamo sentito parlare prima di Ardito Desio, uno dei nostri past president, e nel 1931, su incarico del presidente generale del Club Alpino Italiano, ha fondato il comitato scientifico centrale del CAI. Comitato scientifico che doveva servire per, all'epoca abbiamo sentito da chi era formato da chi era formate le basi del Club Alpino Italiano, della Società Alpina Friulana, un club con un insieme di studiosi, scienziati, frequentatori
diciamo piuttosto acculturati della montagna e per la conoscenza e per lo studio. Adesso, con il passare del tempo, arriviamo ai nostri giorni. Dal 1931 è stato formato il comitato scientifico che si occupa di divulgare la conoscenza e lo studio delle montagne e la cultura della montagna. E allora come lo facciamo nei nostri giorni? Lo facciamo con diverse attività. Il comitato scientifico della SAF si è costituito adesso, si è costituito di recente, qualche anno fa, e si occupa di portare le persone in montagna e cercare di aprire gli occhi a quelle persone, non facendo frequentare la montagna in modo passivo, ma cercando di, l'ho definito nell'ultimo in alto che vi è stato distribuito all'ingresso, una sorta di realtà aumentata, la nostra realtà aumentata. Portiamo le persone in montagna, facciamo conferenze, creiamo attività, cercando di accendere quegli stimoli di curiosità nelle persone per poter interpretare la lettura del paesaggio. La lettura del paesaggio è andare in montagna con un occhio diverso, un occhio più attento ai particolari, come a questo bel panorama che magari a tanti o magari a chi non ci fa caso magari non salta all'occhio qualche piccolo particolare. Il professor Pascolini, che è stato citato che qua nel pubblico, ha definito il paesaggio come la stratificazione dell'azione della natura e dell'uomo nella storia e con la storia. In una delle tante lezioni al quale ho avuto l'onore di partecipare, questa è la definizione più bella che ho sentito di paesaggio, perché effettivamente portare le persone in un posto come questo, in Val Badia, vedere questo panorama così composto come lo vediamo tuttora, è la stratificazione dell'azione della natura e dell'uomo nella storia e con la storia. Noi portiamo le persone in montagna evidenziando questi particolari. La montagna è la cosa meno mobile possibile che conosciamo. Le persone sono convinte che le montagne non siano dei giganti eterni che non si muovono, invece è in continuo movimento la montagna, si sgretola ogni giorno, crea e si modifica continuamente. Queste montagne sono l'esito di un ciclopico lunghissimo processo di demolizione. Le montagne come le conosciamo adesso non sono nate così, si sono dovute trasformare, demolire. Quella spaccatura che vediamo sulla fotografia, probabilmente tra qualche anno la montagna non sarà più così. Come il Civetta, sul Civetta in questo istante probabilmente c'è un temporale, il temporale porta giù degli sedimenti, modifica continuamente il paesaggio. E questo è l'elemento diciamo geologico della formazione del paesaggio. Questo, che è uno sfasciume, fa parte delle Trecime di Lavaredo. Dall'altra parte probabilmente ce n'era anche qualcun'altra come cima delle Trecime di Lavaredo, che adesso noi le contiamo 3, probabilmente erano di più. Si modifica continuamente. Questa è l'azione continua della geologia, l'azione continua degli effetti atmosferici, quindi anche qua questi canali, questi canali, queste lingue di roccia, di aino che scende giù dalla montagna, modifica continuamente il paesaggio, come anche l'azione dei ghiacciai, l'azione dell'acqua, modifica continuamente anche l'acqua e il paesaggio e crea queste bellissime sinuose forme. Anche qua, nelle Buse dei Pagans, ci incantiamo ogni volta che andiamo a Cavazza a vedere questa forma creata dall'acqua. E poi ci sono tanti altri elementi al quale bisogna stare, è bello stare attenti quando si va in montagna, anche interpretare i segnali che la fauna lascia sulla neve, o cercare questi bellissimi animali che hanno così tanto da insegnarci, perché la natura
nel corso degli anni, dei decenni, dei millenni si è trasformata per adattarsi. Questo magnifico esemplare di pernice, vedete come si adatta alle stagioni per che motivo? Per difendersi, per poter sopravvivere. E poi c'è l'azione dell'uomo, che purtroppo ha creato anche questi panorami. Qui davanti a questa fotografia siamo capaci anche di stare delle ore a parlare, per quanto l'uomo ha modificato nei decenni, nei millenni questo paesaggio, volendolo adattare a tutti i costi alle proprie esigenze e poi arrendendosi a quello che invece è la natura, che è più saggia dell'uomo. L'uomo ha voluto creare un posto dove far pascolare le mucche, non stando attento che magari lì l'acqua non c'è, gli segnali c'erano tutti, c'era la dominanza dei faggi. I faggi, come li definiscono, amano stare coi piedi in asciutto e i capelli bagnati, quindi l'acqua lì per terra non ce n'è, va portata, quindi se è inutile far pascolare le mucche che hanno bisogno di bere, bisogna portare su anche poi l'acqua. Quindi ci sono tantissime cose che noi, quando portiamo fuori le persone, cerchiamo di accendere le lampadine e creare delle escursioni con appunto la realtà aumentata, quella che adesso la chiamiamo realtà aumentata. E vediamo, noi abbiamo iniziato qualche anno fa scegliendo un argomento per ogni anno. Quest'anno l'argomento, dopo aver trattato il tagliamento, dopo aver trattato l'argomento acqua, il ciclo dell'acqua, la geologia dello scorso anno, quest'anno siamo arrivati ai boschi e agli alberi, memoria del passato e radici per il futuro. È un progetto che ci vedrà impegnati tutto l'anno, sono 15 escursioni, solitamente ne facciamo una al mese. Quest'anno, visto che sono i 150 anni della SAF, ne abbiamo scelte 15, una ogni 10 anni della SAF, e per cui cercheremo di portare le persone a conoscere e riconoscere certamente gli alberi con le loro caratteristiche, tutte le peculiarità e le particolarità degli alberi, ma soprattutto vogliamo memoria del passato e radici per il futuro. Il sottotitolo spiega già che cos'è questo progetto. Noi vogliamo raccontare la storia del nostro Friuli attraverso gli alberi. Tanti alberi hanno tantissimo da raccontare, perché non sono solamente degli esseri vegetali, ma sono testimoni del passato. Quanti alberi possono raccontare la cultura di un paese, le vicende di un paese che si riuniva sotto il Tiglio a raccontarsela la sera, oppure quante... Io mi ricordo mia madre che mi raccontava quante improperi doveva lanciare contro quei bachi da seta, perché doveva andare a raccogliere di continuo le foglie per coltivarli, per allevarli. Ci sono tantissimi alberi in Friuli, faremo una scappata anche fuori Friuli, perché ci sono degli alberi che in Friuli non ci sono, e vogliamo raccontare appunto la storia del nostro bel Friuli, del popolo della montagna, della nostra montagna, attraverso gli alberi. E lo faremo, lo facciamo e abbiamo già iniziato con Gorizia e Nova Gorica, con il parco del Panovez e il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia. Abbiamo voluto iniziare da Gorizia perché il prossimo anno sarà la capitale europea della cultura, e questi due posti, il parco del Panovez e il parco Basaglia a Gorizia, sono due polmoni verdi eccezionali, bellissimi. Abbiamo portato come primo appuntamento 86 persone a visitare questi due luoghi. Sono rimasto meravigliato a vedere la sera di domenica, quando tornavamo a casa, tante persone che hanno espresso il loro apprezzamento per un'escursione così. Abbiamo portato 86 persone in un bosco dove non c'erano panorami, dove non si vedeva una cima, dove non si vedeva nient'altro che alberi, e penso sia una delle escursioni per i quali ho ricevuto più apprezzamenti, perché gli alberi hanno tantissimo da raccontare, hanno particolarità, adattamenti, una cosa eccezionale,
ed è un piacere per noi cercare di trasmettere alle persone questi particolari. Proseguiremo con Fagagna e le colline friulane, i gelsi monumentali di San Giovanni in Colle. Andremo il 18 febbraio a conoscere questo bel gelseto che è curato molto bene da un'associazione locale assieme al comune, e andremo a fare questa conoscenza. Gli alberi verranno ben presto inseriti nel catalogo degli alberi monumentali. Poi andremo a conoscere il bosco bandito più prezioso che c'è, il pino nero in Europa, anche se ho saputo che diciamo che è in forte difficoltà, è stato attaccato da un fungo, quindi anche questo è cultura, anche questo è conoscere la montagna, e anche questo è conoscere le problematiche dei nostri boschi. Quindi andremo a vedere questo bellissimo bosco e vediamo, accompagnati anche da esperti, che cosa ci sarà da raccontare e cosa c'è da scoprire per questo bosco. Andremo a sentire che cosa ha da raccontare la sequoia enorme che c'è a Longarone, che porta sulla sua corteccia il segno di quella terribile sera di più di 60 anni fa. È un albero enorme e porta ancora sulla sua corteccia il segno di quella terribile ondata che ha portato via tutta, ma che ha lasciato in piedi questa sequoia. E poi ci sposteremo sul Monte Toc a vedere come la natura riprende il suo corso pur dopo questi eventi terribili. A Brugnera la Villa Varda è uno spettacolo, visiteremo lungo l'anno alcuni parchi cittadini perché ci consente di vedere delle piante eccezionali che magari in natura così autoctone non crescono, però sono riusciti a naturalizzarsi così bene ed sono molto particolari. Ovviamente c'è tanta storia anche da raccontare in merito alla villa. Al Bosco Medol, in Val Prescodin, uno dei tassi più antichi che abbiamo in Italia, quasi 600 anni questo tasso. Andremo a sentire il suono degli alberi in Val Saisera, nel bosco degli alberi della legno di risonanza, sulle piste dei Malgari a Rateis, Sauris, la foresta del Cansiglio, che ha tanto da raccontarci sulla storia della foresta lì contraria, a sentire un motore alpino. E faremo una scappata fuori regione, perché il pino cembro, Cirmon in Friuli non c'è. Andremo a visitare i cirmoni centenari dell'Alpe di Lerosa e il sentiero dei Lalici in Alta Badia. Andremo nelle valli dell'Antisone, alle castagne monumentali di Canalaz e a vedere le querce secolari a Basovizza, in un confine difficile, molto particolare anche per la presenza delle forbe, e sarà senz'altro un argomento che tratteremo. Questi sono i bonus invece, queste 3 escursioni che abbiamo aggiunto per raggiungere i 15, e sono il Giardino delle Azalee Lucio Viattori a Gorizia, la visita ai parchi cittadini, quindi a Udine Monumentale, le meravigliose piante che abbiamo sul territorio comunale, e la villa Mocenigo Biagini Vancic a San Michele al Tagliamento. Queste sono solo le uscite, poi faremo conferenze, stiamo facendo un libro, sarebbe il terzo della recente storia del comitato scientifico, abbiamo fatto quello sulle piante, le erbe commestibili, e quello sulle piante acquatiche, ed è in preparazione quello sui frutti di bosco. Poi penso che sia doveroso fermarmi adesso, no? Tante cose, allora parto io velocissima, telegrafica, perché avete capito che poi anche la memoria in tutto questo poi non può restare, no? Perché ci sono moltissime cose, però posso anche dire che Aldo mi hai, diciamo, risparmiato una parte del lavoro, perché leggendo la lettera del Presidente Pesighelli, che è sempre così preciso e ci tiene, ha elencato già
la rassegna del film e dei protagonisti della montagna che parte domani, e quella quindi, se vogliamo mostrare, vi mostro solo le locandine e ci piacerebbe molto che veniate, a ingresso gratuito, parte da domani venerdì, e proprio per onorare questo 150 anni e guardare al futuro abbiamo voluto toccare stavolta non lo spettacolo, piuttosto l'intrattenimento, la bellezza della fotografia, la bellezza di certi itinerari, ma abbiamo pensato ai diritti, all'inclusione, alle donne e a delle esperienze particolari di vita, e soprattutto anche allo sport che sia aperto a tutti, e anche la vita, e quindi anche barriere, il paraclimbing, gli sport paralimpici. Avremo delle persone eccezionali, ma l'ha già detto Aldo, a nome del Presidente, e quindi scorriamo solo le locandine, e questa è una parte della montagna di cultura, una montagna di cultura che la SAF offre alla città da ben 39 anni, questa è la sede del Film Festival. Abbiamo saltato un anno solo e l'abbiamo sempre fatta a Udine città, all'Auditorium Menossi, in altri luoghi, solo che poi l'auditorium si è reso indisponibile per problemi di ristrutturazione, e visto che, come appunto cerchiamo sempre delle collaborazioni che siano anche fruttuose dal punto di vista, diciamo, delle collaborazioni anche economiche, abbiamo pensato anche al decentramento. Siccome abbiamo 5 sottosezioni e una è Pasiano di Prato, e a proposito qui tra il pubblico ci sono anche i rappresentanti di tutte le sottosezioni, abbiamo stabilito questa collaborazione col CAI di Pasiano di Prato, questo bellissimo auditorium, per cui anche quest'anno siamo all'auditorium. E insomma, dico solo l'ultima, vi ricordo solo l'ultima perché vi invitiamo tutti al brindisi, perché il Parco delle Prealpi Giulie appunto porterà con i produttori e le produttrici i prodotti del paniere del parco riserva di Biosfera UNESCO, quindi hanno il certificato, diciamo, ancora secondo me più alto del slow food e cose del genere, e verranno a fare questa degustazione tra il film e la protagonista, che è questa straordinaria pastora transumante. Mi ricordo che ci sono 15 greggi transumanti in regione, e in particolare a Udine e Pordenone, e quindi diciamo una realtà che ancora esiste, si conosce pochissimo, e in questo film ne vedremo. E avremo con noi anche un'antropologa, Valentina De Marchi, che proprio ha studiato le transumanze, le sta ancora studiando, e grazie all'associazione Isoipse avremo quindi anche questo racconto, per cui il 1° marzo si festeggia, ma anche si riflette su il presente che sembra passato, ma invece si aggiorna, un po' come la SAF. Ecco. E questa è la montagna di cultura che un po' è stata già raccontata anche perché della cultura fa parte anche il comitato scientifico, per cui Marco ha già parlato poi ci sono le immagini, iconografia, ci sono tutte l'università che ci conserva queste cose magnifiche, così come la biblioteca. Ringrazio tra l'altro la biblioteca civica e la direttrice Marsili, perché ha fatto una bellissima vetrina oggi in emeroteca con le nostre pubblicazioni, perché c'è anche tutta la parte dell'iconografia e dell'iconografia dell'editoria. Bene, allora, con la montagna di cultura prima cosa vorrei elencare i partner, perché sennò poi me li dimentico. Allora, il Comune di Udine, l'abbiamo detto, l'Università degli Studi di Udine, Lega Ambiente, la Società Meteorologica Alpino-Adriatica e il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. Il Presidente Umberto Sello, che ha vari cappelli. Ecco. Adesso vi dico le attività velocissime. Allora, avremo una rassegna sull'alpinismo passato, presente e futuro con gli istruttori di alpinismo che ripercorreranno le tappe fondamentali della storia dell'alpinismo. Il viaggio attraverso storie, musiche e immagini, uno spettacolo che racchiude storie e aneddoti sulla montagna, scoprire personaggi e avventure con le fotografie dell'archivio storico tra il 1870 e il 1970. Paesaggio, ambiente e territorio, un workshop e tavoli tematici per dare spazio e protagonismo ai giovani in dialogo con le generazioni passate. Poi avremo l'Alpina Podcast, modernissimi, chissà cosa avrebbe detto Marinelli di queste iniziative. Qui state vedendo tra l'altro questo bellissimo video, perché poi ci arriviamo,
noi ci occupiamo anche di spettacoli, di eventi, di presentazioni nei nostri rifugi appunto di proprietà che però sono gestiti da altri, di solito appunto anche associazioni allevatori, anche imprenditori locali, in particolare sono donne, tra l'altro le nostre gestrici sono tutte donne, le vedete, famosissime, Caterina Tamussin, Irene, questo è un bellissimo video, lo potete cercare sul web, è veramente bello, e c'è anche il presidente che parla. Poi ci sarà un ciclo di conferenze paesaggi in evoluzione, poi ci sarà ovviamente questa rassegna fantastica con anche molte conferenze a Udine dei boschi alberi. Poi ci sarà il gruppo Seniores, qui rappresentato da Antonio Nonino, il past president, che è anche referente del gruppo Seniores, che è uno dei più attivi, se rivaleggia con il comitato scientifico per la numerosità di partecipanti. Riempiono i pullman quasi ogni volta, hanno 40, 45, devono mettere le persone in lista d'attesa e quest'anno tra l'altro hanno vinto un bando regionale per l'invecchiamento attivo e quindi faranno una serie di conferenze, tra cui un convegno a Palmanova proprio dedicato a questo tema, quindi si sono anche aperti non solo all'escursionismo e a diciamo, il piacere di andare in montagna senza, diciamo, che fa bene alla salute, ma anche a cose più profonde legate anche alla scienza, al benessere. Beh, in alto ho ospitato diversi articoli su questi temi importantissimi e per quanto riguarda i 150 anni faranno una festa bellissima in luglio in cima al Piccolo con la collaborazione del Museo della Guerra di Timau e la straordinaria partecipazione che per la prima volta fa questa cosa di Ilaria Tutti, che ha detto lo faccio perché siete voi dell'Alpina, perché siete camminatori, perché non ama, lei è una persona molto disponibile, fa tantissimi incontri, è diventata veramente una star, una scrittrice internazionale, una persona gentilissima e disponibile, però adesso deve un po' selezionare, perché ora che pure è in TV con i suoi diciamo gialli, e però questa cosa qui ha detto di sì perché diciamo noi saremo in un intersezionale con un altro CAI, perché la cosa bella che della SAF in questi anni che ha sempre fatto attività coinvolgendo, cioè il comitato scientifico quando ha fatto la rassegna annuale sull'acqua ha coinvolto tutti i CAI rivieraschi, tutti i confinanti da Tolmezzo, poi anche più su, qui c'è Denia Chielli, un'altra colonna del comitato scientifico, questo fatto di mettere tutto, tenersi assieme, come noi adesso stiamo collaborando con Tolmezzo, perché anche Tolmezzo ha, diciamo, qualcosa da festeggiare come noi quest'anno, no? E quindi Seniores, vi dico, sono un gruppo straordinario e accolgono anche, sono aperti, accolgono anche i meno vecchi oppure i giovani, perché a volte sono anche più goderecci di quelli che invece magari vogliono fare più la salita più impegnativa, bravissimi anche commissione escursionismo, scuola escursionismo, scuola di alpinismo, non ne parliamo. Tra l'altro va detto che tutti i corsi vanno esauriti, dovete stare attenti al giorno in cui iniziano le iscrizioni perché sono molto molto richiesti i vari corsi per frequentare la montagna. E quindi anche il tema di Seniores con Ilaria Tutti e ovviamente il Palpiccolo e Fiore di Roccia sarà collegato alle donne e alle portatrici. Quindi è una cosa molto bella, insomma tenete d'occhio se volete partecipare, perché poi le espressioni sono aperte a tutti, non solo agli iscritti. E potete ovviamente, sì, se siete iscritti potete venire gratis, se no dovete pagare l'assicurazione, eccetera. Ma continuo con l'elenco. Poi avremo le tracce dei luoghi simbolo della storia, dell'ambiente naturale, laboratorio educativo, l'alpinismo giovanile della SAF, un'altra realtà bellissima. Qui c'è Davide Floreani, il responsabile. Quest'anno cosa ha fatto? Si è unita al gruppo alpinismo giovanile fortissimo e molto molto in gamba del CAI di Tolmezzo e quindi fanno uscite in collaborazione, hanno già iniziato a vedersi e sono tutti ragazzi fino a 17 anni e questi percorsi in natura con tra l'altro la cosa bella saranno 2 weekend dormendo al rifugio De Gasperi, storico rifugio del CAI Tolmezzo che dove si sono svolti storicamente, ancora si svolgono i corsi di roccia, eccetera, e uno invece nel rifugio, mi pare, Marinelli, quindi saliranno al rifugio più alto del Friuli fino a
fino all'ingresso di Sappada, che è qualche metro più su, il rifugio Calvi, giusto? Però insomma è molto alto il rifugio Marinelli, i ragazzi di Tolmezzo e di Udine andranno lassù. Poi ci sarà l'archivio della montagna e quindi saranno raccolti altri documenti civili. Qui abbiamo il responsabile dell'archivio SAFFE e del patrimonio storico, quindi saranno affari suoi. Poi ci sono gli affari miei, nel senso la pubblicazione di In Alto, un nuovo numero. Quest'anno, adesso chi non è socio l'ha ricevuto oggi e tra l'altro quest'anno abbiamo avuto proprio il sostegno esclusivamente della Fondazione Friuli, quindi siamo oltremodo grati perché abbiamo fatto, come al solito aumentano le pagine perché riceviamo tantissimo materiale molto interessante e poi questo che avete allora, questi sono i video, quelli di educazione, no? Questi sono i video di educazione alla sicurezza che ci ha commissionato Promoturismo, e anche questi li trovate online in Montagna 360 gradi, che è il sito di Promoturismo dedicato alla montagna. Abbiamo fatto 6 video con la collaborazione di tutte le commissioni in cui si insegna, ecco questa qui, abbiamo anche Inside, questa nostra, le nostre star testimonial, e Francesca Marsiglio, e per ogni argomento, come si fa lo zaino, come si va in montagna con la neve, come orientarsi, eccetera. Abbiamo fatto questi 6 video che fanno parte del patrimonio del sito di Promoturismo. E poi avremo la rassegna estiva, avete visto prima i video, la rassegna estiva, spettacoli nei rifugi, vedremo insomma se ci appoggerà la regione, ma insomma alcuni li faremo per conto nostro, e quindi esperienze sostenibili e multimediali nei 4 rifugi storici, ampio pubblico, e chiaramente questa è una cosa legata all'assessorato al turismo, e avremo appunto spettacoli, cene, avremo il circo all'incirca, avremo la presentazione di un libro che si chiama Scalate di pelle di grafite. Lo sto dicendo perché una delle autrici non lo sa, ci sarà una presentazione al rifugio, lo leggo ora. È un libro sui disegni e le illustrazioni di Gino Buscarini, molto bello, che dovrebbe uscire questa primavera. E poi ci saranno concerti. Poi ci sarà un fisarmonicista, grazie agli amici della musica, Rifugio Marinelli, Gianni Passetta, e poi la commissione della scuola di escursionismo organizzeranno i 150 anni festa sul tetto del Friuli Venezia Giulia. Qual è? Lo sapete, il Coglianse. Sul Coglianse 2 vie, una più facile e una più impegnativa, e in cima si festeggerà, qualcuno porterà anche le bottiglie, immagino. Ecco, ultimo annuncio e chiudo e passo la parola al vicepresidente se vuol dire qualcosa. Mi prendo la libertà di annunciare che il giorno 8, il giorno del compleanno del genetriaco, siete tutti invitati a conoscere, a visitare la sede della Società Alpina Friulana. Poi vi diremo la data, forse lo sa, l'orario, la data la sapete, ma l'orario, abbiamo qui la nostra direttrice amministrativa Paola, ci dirà qualcosa di più. Mi permetto questa libertà di dire che siete invitati a un brindisi, perché ogni compleanno che si rispetti, soprattutto quelli tondi, vanno festeggiati, per cui ecco, saluto anche Flavio Tremonti, che è il figlio di Marino Tremonti, uno dei, diciamo, Giulio, ecco, i 2 figli, grazie, che si sono sempre molto vicini e che hanno donato tutto il patrimonio editoriale sulla montagna del padre Marino, che è stato appunto nostro socio e anche sostenitore, e che aiutò e studiò per la spedizione del centenario, nonché anche ha difeso la biblioteca, gli smembramenti dopo il terremoto, eccetera, ed è stato uno, insieme a Tarcisio Petracco, dei fondatori, promotori dell'Università di Udine, quindi lo abbiamo anche celebrato con un convegno che si è svolto all'università. Quindi chiudo qui e lascio proprio la parola, se volete, al vicepresidente per qualche domanda, e vi ringrazio. Io non ho molto da aggiungere, anzi molto poco. Devo dire che questa carrellata
mi è sembrata molto completa e interessante, un'offerta di attività che credo possa soddisfare gusti anche più diversi e quindi per quanto mi riguarda vi ringrazio per la partecipazione. Vi ringrazio per la partecipazione e vi invito ovviamente a partecipare all'attività che è stata iscritta e che viene organizzata dalla società Architettura. Grazie. Quindi rimandiamo il brindisi all'8, non pensiate che sia solo